È entrata così la bara di Gianni Di Marzio, seguita dal figlio e dalla moglie, nel Duomo di Padova, coperta con le maglie e le sciarpe delle sue squadre. La maglia numero 10 del Calcio Padova insieme ai colori che hanno caratterizzato la sua carriera. Napoli, Palermo, Cosenza, Catanzaro, tutte piazze in cui il ricordo di Di Marzio è rimasto indelebile. Una gran persona per me personalmente, è sempre stato un allenatore, un uomo che mi ha sempre dato dei giusti consigli, mi ha predestinato alla carriera da giocatore, da allenatore, da arrivare in Serie A ci sono arrivato e con lui ho sempre avuto un grandissimo rapporto e sono qui anche per onorare la sua grande umanità. C'era tanto di quel mondo sportivo che Di Marzio amava nel Duomo di Padova. Presenti Collovati, Prandelli, Damiani, Novellino, Galderisi, il Calcio Padova e con loro il sindaco Sergio Giordani e l'assessore allo sport Diego Bonavina, oltre a tanti padovani e padovane che a Gianni Di Marzio erano legati. Un ultimo saluto ad un maestro di calcio e di vita, come si legge nell'epitaffio. Un uomo di quel calcio d'altri tempi fatto di imprese e sacrifici che ha rappresentato moltissimo per il calcio nazionale ed internazionale. Perché le sue competenze, come sappiamo bene dall'affaire Maradona, arrivavano fin là, insomma, fino al Sud America e oltre. Quindi se n'è andato una persona al quale tutti noi che abbiamo la fortuna di vivere ancora nel calcio dobbiamo gratitudine e riconoscenza, perché lui credo abbia fatto del bene al calcio con il suo attivismo instancabile, con la sua esuberanza, con la sua grande voglia di vivere.